21 film nel concorso principale di Venezia 81, tra cui anche 5 titoli italiani in corso per il Leone d'Oro, il premio più ambito, 83 film che fanno parte della selezione ufficiale e poi 5 serie TV e 17 cortometraggi. Sono alcuni dei numeri più significativi dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La cittadella è ancora un cantiere in alto mare, ma mercoledì sera, per magia o per incanto, funziona sempre tutto quanto, è il detto benaugurante di Luca Prader, oltre 40 mostre del cinema alle spalle. Chi conosce a memoria il rito dei preparativi è la famiglia Saonel, custode del Palazzo del Cinema. Monitoriamo lo stato dei palazzi che dal 2001 sono diventati due, prima era il Palazzo del Cinema, adesso sono anche il Palazzo del Casino. Quindi un po' monitoriamo i problemi che vengono a presentare queste due strutture che sono abbastanza vecchie, una del 37 e l'altra del 38. Domani sera ci sarà già la preapertura con l'Oro di Napoli, anche con la possibile presenza in sala del ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano. Essere guardiani del palazzo è un'arte che Roberto ha ricevuto dal papà e trasmesso a sua volta ai propri figli, Giulio e Luca. Ci siamo nati comunque qua dentro, quindi è una cosa che viene comunque dalla famiglia, quindi è una cosa che viene dalla famiglia. È importante, si porta avanti, è una tradizione, si sta bene qua durante l'anno, lavoriamo e il cinema mi è sempre piaciuto, è una bella occasione anche per conoscere tante persone, per avere un confronto con tante persone internazionali. Voi abitate proprio qui dentro il palazzo? Sì, Quindi in questi giorni avete bisogno del pass per andare a casa? assolutamente Più sì. che altro per uscire di casa. E poi abbiamo anche avuto nella storia e adesso delle donne dietro, mia mamma e la loro mamma, che ci supportano. Ciao Alberto. Ciao Alberto, ti aspetto per l'abbraccio iniziale dopodomani. Solo dopo questo abbraccio, Venezia 81 potrà finalmente avere inizio.